assistiamo ad un periodo anche strano in cui c'è un importante referendum su importanti tutele sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, senza poi contare la questione della cittadinanza, dove vediamo alcuni rappresentanti della nostra politica ad ogni livello che invitano a non andare al voto. Quindi poi ci si deve chiedere come mai i cittadini non vanno a votare, perché se da una parte vengono invitati ad andare a votare, dall'altra ci troviamo invece alcuni rappresentanti della nostra politica che invitano ad andare invece al mare, quando gli stessi in altre situazioni, per altri referendum, invocavano proprio al senso civico dei cittadini. Quindi io credo che si debba ritrovare il proprio ruolo anche rispetto a questo, perché il senso civico non deve essere esercitato soltanto dove comoda, ma deve essere sempre, quindi il voto va esercitato sempre, anche perché uno può anche esprimere voto contrario, però il problema di questa maggioranza, ad esempio nel caso del referendum, è che vuole boicottare il referendum stesso, non permettendo di arrivare al quorum.